Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 19 gennaio e quali sono gli influssi che ricevono dagli astri proprio questi soggetti. Prima però di addentrarci nell'analisi dei nati del giorno, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Questo per noi è sempre un motivo di gioia e uno stimolo, uno sprone ad andare avanti. Dunque vi ringraziamo moltissimo per il vostro sostegno. Vediamo dunque i nati del 19 gennaio. Questi nati hanno, come tutti i nati nel mese di gennaio, alle spalle un forte Saturno attraverso la costellazione Acquario. Sappiamo che adesso, ai giorni nostri e per l'astrologia moderna, Acquario è sorretto principalmente da Urano, ma anticamente era Saturno il reggente nel domicilio notturno di questa costellazione. Pertanto, ancora oggi possiamo ritenere che l'influsso sia valido e sicuramente attraverso la costellazione Acquario dona a questi nati grandi capacità di rivolgersi ai più ampi temi sociali che abbracciano l'umanità in generale, al progresso, all'indipendenza e alla necessità di avere questa libertà di movimento e di azione. Hanno idee molto fantasiose, soprattutto grandi intuizioni, grandi aperture verso le tecnologie e tutte le cose di natura più tecnica, più scientifica, hanno una mente molto sviluppata, molto attiva e molto razionale. In questo senso i nati di questo giorno, avendo una buona costellazione di gemelli come stella capo, e dunque stella capo significa la prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata, Gemelli appunto offre a questi nati una ulteriore apertura, poiché si rafforza l'elemento aria già presente attraverso la costellazione Scorpione, scusate, la costellazione Acquario quale dominatore del mese, e questo insomma indica e indizia che questi nati hanno una grandissima intelligenza, veramente una grande prontezza mentale e abilità di apprendimento notevoli. Non solo, questa costellazione garantisce loro un successo già giovani, dunque non faranno assolutamente fatica a completare degli studi di tipo ingegneristico oppure di architettura, saranno sicuramente molto validi in questi ambiti, non solo saranno molto validi, ma otterranno anche grandissimi successi se si applicheranno in questi campi. Il loro nome potrà essere ricordato a lungo e loro ammassare notevoli ricchezze. Questo è proprio dato dalla costellazione Gemelli, che è un grande portafortuna sotto questo aspetto, nella realizzazione lavorativa senza dubbio. Dunque abbiamo questa tendenza per questi nati, i quali quasi per la maggior parte di essi si laureeranno proprio in materie di questo tipo, di tipo scientifico, di tipo architettonico, ingegneria edile, ingegneria civile, dunque saranno sicuramente molto validi in questo settore e saranno perfettamente in grado di realizzare grandi fortune e ammassare anche proprietà, il che non guasta per questi nati. Loro hanno comunque, anche nei casi in cui non dovessero raggiungere appunto un grado di studi così elevato, raggiungeranno comunque, a ragione della loro grande intelligenza, una eccellente posizione economica e sociale. Da qui si deduce appunto che questi nati hanno sicuramente un'ottima fortuna finanziaria. L'unica cosa a cui dovranno prestare particolare attenzione nel corso della loro vita sono le somatizzazioni all'apparato digerente, dunque fastidi a livello gastrico e possibilmente anche infiammazioni intestinali e renali. Dunque queste sono sicuramente delle cose su cui nel tempo dovranno fare i conti e potranno comunque prevenire questi influssi regolandosi soprattutto quando saranno a tavola, evitando determinati atteggiamenti o comportamenti, usando dunque la cautela e
come dire, attenzionando questo aspetto in previsione appunto degli anni del futuro e della vecchiaia. Questo comunque quadrato di nascita è composto soltanto da 6 costellazioni, pertanto è presto detto che la Luna fa il suo ciclo molto rapidamente e il ciclo vitale di queste persone si aggira intorno ai 5 anni. Dunque ogni 5 anni avranno delle situazioni che si ripetono e dunque anche una fortuna che si ripete, che va a crescere nel tempo. Sono per il resto persone galanti, molto intelligenti, furbe anche, perché la costellazione Gemelli li rende estremamente capaci di cogliere le occasioni al volo e di coltivare un sano opportunismo. Saranno sicuramente anche eclettici, e questo è dato dalla grande presenza di aria, geniali e con uno spirito di inventiva, spiritosi, insomma di compagnia. Sebbene da dire che saranno anche perfettamente in grado di stare da soli e probabilmente in certi momenti sarà questo che vorranno. Direi che ho detto più o meno tutto e dunque vi invito a ritornare qui domani per sentire i nati del 20 di gennaio e vedere un pochettino quali sono appunto le loro inclinazioni e le loro influenze astrali appunto che aiutano, comunque condizionano certi percorsi del loro cammino, della loro esistenza. Io vi ringrazio e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale ed iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Vi lascio anche i link in descrizione a questo video per raggiungerci sui nostri canali social. Vi ringrazio per l'ascolto e ci ritroviamo qui a domani.